E arte con il professore Andrea Rognoni. Eccoci qua, grazie al regista, siamo in onda. Oggi sabato 16 novembre, le Idi di novembre. Esistono 3 Idi nel calendario antico che sono interessanti: le Idi di marzo, le Idi di luglio e le Idi di novembre. Sono 3. Gli antichi avevano una particolare venerazione, oserei dire, verso questi passaggi stagionali, perché se ci pensate bene, nella mentalità romana antica, si va di bene, non c'erano 4 stagioni, ma 3 stagioni. La stagione primaverile, proto-estate, insomma ancora non molto calda, quella estiva vera e propria, e poi appunto iniziava la brutta stagione, da metà novembre a metà marzo. Ma questo per il mondo mediterraneo, perché sappiamo tutti che il mondo celtico preferiva ragionare su 2 grandi stagioni, diciamo con lo spartiacque del famoso Capodanno, di cui abbiamo già ampiamente parlato. Oggi arte, arte e ancora arte, ma dobbiamo anche commentare una gravissima perdita nel mondo della cultura, di una cultura moderna, ed è Franco Ferrarotti. Il piemontese Franco Ferrarotti, a 98 anni suonati, è passato a miglior vita. Adesso ci arriviamo, perché è stato sicuramente un grande interprete delle cosiddette scienze umane, sul cui valore vale la pena sempre ragionare. Per quanto riguarda le mostre, la mia proposta di oggi è su una grande mostra a Parigi. Parigi rimane, diciamo così, è il centro del mondo dal punto di vista dell'arte. Il MoMA a New York conta certamente anche lui, ma io sono convinto che il mondo americano nel campo dell'arte e della cultura rimanga medaglia d'argento rispetto alla medaglia d'oro della Francia. Certo, voi direte, ma la Francia, insomma, si declina oramai da un certo po' di tempo più verso una cultura con la K che una vera cultura. Beh, intendiamoci, io devo riconoscere che il mondo tardo marxista rispetto all'arte non ha delle idee completamente sbagliate, e lo dimostra proprio questa mostra, che viene effettuata, partita da poco, viene effettuata alla Bourse de Commerce, cioè la borsa di commercio di Parigi. Interessante questa location, no? Non trovate? Perché significa che c'è comunque dietro anche uno sguardo verso il mondo economico, in questo caso poi in maniera decisa, perché si parla di arte povera. È una retrospettiva proprio dell'ultimo mezzo secolo, 60-70 anni, a partire quindi dagli anni 60, dall'inizio degli anni 60, sulla cosiddetta arte povera. Avevamo già speso delle parole su quest'arte, anche perché proprio come Arte Nord, attraverso i nostri collaboratori torinesi, avevamo anche imbastito qualcosa, niente di granché. A Torino, ecco, una giornata dedicata all'arte povera, come Arte Nord. L'arte povera è quella che, prima di tutto, si avvale di materiali non d'élite. Stiamo parlando di una pittura a olio, a meno che non sia soltanto un plafond di fondo rispetto ad altre materie. Quindi una cultura artistica materica, dove si usano le materie più varie, ma soprattutto gli oggetti metallici, oggetti di legno, stracci, altre composizioni che appunto vengono, per questo si chiama arte pop, vengono rubate alla strada. Mi viene in mente adesso l'alluvione di Valencia, perché probabilmente l'alluvione di Valencia ha poi partorito nella sua mostruosità, si va di bene, sempre grande solidarietà ai valenziani, ma ha partorito secondo me anche una serie di
di reliquie, di relitti non umani fortunatamente, ma relitti oggettuali, metallici. Pensiamo alle macchine, agli automobili, pensiamo che sono rimaste, pensiamo agli oggetti che sono finiti per strada, non più utilizzabili. Ecco, possono essere volendo riutilizzati, anche se è una ben misera cosa rispetto alla tragedia avvenuta, per l'arte povera. Quindi l'arte povera è una grande novità del XX secolo. Naturalmente, di fronte all'arte povera, moltissimi critici hanno cominciato a storcere il naso. Noi sappiamo quanto gli anni 60, 70, 80 siano stati rivoluzionari e sappiamo anche che proprio dal punto di vista della critica di una certa sinistra marxiana classica, questa avanguardia, ecco, questa nuova avanguardia, per esempio dell'arte povera o di altre arti che scompongono completamente la figura e quindi lanciano delle modalità alternative di fare arte, siano state abbinate proprio a una visione del mondo capovolta rispetto al mondo classico. Che senso ha fare, secondo un certo pensiero di sinistra, che senso ha raffigurare persone appartenenti alla borghesia? Che senso ha scomporre anche la figura ma in senso paesaggistico? Il paesaggio non ha una corrispondenza di tipo materiale reale, a meno che di rivederla in chiave ecologica abbinata al marxismo, ma già un discorso più sofisticato. Negli anni 60-70 appunto l'arte povera in tutto il mondo, ma direi che l'arte povera è stata più europea che americana, anche questo è molto interessante, si faceva vessillo proprio di questa visione capovolta, perché io propongo tutta una serie di oggetti che appartengono alla classe meno abbiente o che, se sono appartenuti anche a classi agiate, sono ridotti a tal punto che non possono più essere indossati come vestiti o come usati come oggetti da chi possiede tanti soldi, per dirla tutta per intero. Ora, questa epopea, che può essere letta così come vi ho detto, ma può essere letta semplicemente come appunto arte povera, cioè diciamo filtrata in maniera da non avere più delle prerogative artistiche classiche, quindi un'arte banale nella sua semplicità, però al tempo stesso che parla meglio e di più di tutti gli orpelli barocchi, post-barocchi, romantici che possono esistere. Quindi anche una grande demistificazione dell'universo, no? Che può essere vista anche da destra, da sinistra, cioè è semplicemente un modo di proporre una nudità. Ecco, l'uomo è nudo nel Novecento, non ha più niente da mostrare se non se stesso, pensiamo anche all'arte erotica, ma anche se non la propria nudità economica, la propria povertà, perché in fondo si diceva siamo tutti poveri, siamo tutti miserabili. Ecco, il ripescaggio del grande capolavoro di Victor Hugo. Hugo era proprio francese. Ecco perché anche l'Espresso di questa settimana ti intitola Poveri alla francese, perché evidentemente c'è un modo di intendere attualmente quest'arte povera che è una nuova frontiera di sinistra di ispirazione fondamentalmente ecologica. Però noi sappiamo che nel costruire le mostre, nel nostro piccolo abbiamo fatto anche noi, ma ovviamente senza i mezzi che hanno costoro, nell'organizzare le mostre noi dobbiamo selezionare delle opere che vengono ritenute fondamentali nell'evolversi, per esempio, di un certo movimento. Quando faremo il surrealismo, noi prenderemo le opere di Salvador Dalì, le opere dei grandi fiamminghi surrealisti, le opere del maestro Reggianini, tanto caro a noi, e di altri rappresentanti mondiali. E le accosteremo in modo tale da poter godere di una parabola rispetto a anche una visione esterna o come dire profana dell'arte.
E qui è stato fatto, per esempio, scegliendo una serie di opere, di produzioni anche pittoriche, dove però naturalmente la dimensione umana era ridotta al minimo o addirittura era ridotta a roba da mangiare, no? Come dimostrano appunto alcune opere degli anni 60-70. È stato portato a Parigi anche la monumentale, è stata portata la monumentale Venere degli Stracci, che quindi non è più collocata in questo momento a Napoli, dove sapete che fa bella figura di sé, sto dicendo ironicamente, un fallo enorme metallico che rappresenterebbe Pulcinella, e ne abbiamo già parlato. La Venere degli Stracci è un capolavoro, non ci sono dubbi. Pistoletto è stato un genio come arte poverista, perché praticamente ha impostato una montagna di stracci, sono stracci veri naturalmente, oramai datati, consunti, ammuffiti, e una statua artefatta e stereotipata della Venere vista dal lato B, si intende, che abbraccia questi stracci stessi. Qual era il significato di quest'opera che ora fa bella mostra di sé alla Borsa di Commercio di Parigi? Il significato è appunto che la bellezza non ha più gli stessi canoni di una volta. La bellezza è scesa dal cielo, è scesa dalla sfera di Venere, come aveva impostato lo stesso Dante Alighieri nella Divina Commedia per il Paradiso, ed è diventata amica dei poveri, dei poveracci, delle cose brutte. Guardate che sulla questione del brutto ha scritto anche il nostro amico intervistato una settimana fa, Stefano Zecchi, che sa benissimo, conosce benissimo l'evoluzione che è stata tipica della fine del XX secolo dal bello al brutto. E Pistoletto ci ha dato dentro da questo punto di vista, evidentemente, perché se avesse rappresentato la Venere dal lato A, non si sarebbe capito bene il concetto. La si rappresenta dal lato B, che è il brutto, secondo gli antichi, no? Non è il bello dei moderni vedere il culetto delle donne, no, è il brutto per gli antichi. Ancora una volta oggi questa sfida fra antico e moderno. E quindi vederne il brutto e vederla abbracciare con questo suo brutto tutta questa montagna di stracci è proprio un'adesione completa, ecco, a questa ispirazione poverista, ecco, che non è solo o anche economica, ed è forse per certi aspetti anche ecologica, perché sono molte le opere rappresentate alla Borsa di Commercio che hanno uno sfondo vegetale, proprio perché in questo momento è fondamentale, secondo una certa linea di pensiero, salvare assolutamente il pianeta e farlo anche in maniera rapida, naturalmente. La mostra, così scrive lo stesso Espresso, comprende anche quegli artisti che proseguono idealmente l'avventura, da David Hammons a William Kendrick e Perry Hyde. Molti americani, perché gli americani, pur avendola scoperta in ritardo, erano abbagliati da altri modelli, l'hanno poi portata avanti in maniera egregia dopo che gli europei avevano già fatto tantissimo. Quindi l'avanguardia è stata, come ho detto, europea, poi l'arte povera è diventata più americana. Perché? Perché il mondo americano ha bisogno di digerire a modo suo le cose e riproporle in una versione che è comunque consumistica, tanto che alcune di queste opere che uno può ammirare alla Borsa di Commercio per qualche mese di Parigi valgono molto. Non sono mica, cioè non è che l'arte povera valga 1.000 euro, no, signori, l'arte povera oramai vale a volte più dell'arte ricca. Questo non è un paradosso, un ossimoro o una contraddizione, proprio perché il povero, secondo un certo tipo di proiezione fantasmatica, è il ricco di una volta. Se io mi mostro povero, posso diventare ricco. Se io mi mostro ricco, posso solo diventare povero, oggi come oggi. Siete d'accordo su questo? Ecco, se siete d'accordo, mandatemi un fumo come gli antichi indiani, una ventata di fumo.
Ecco, il paradosso non è insito nell'arte, il paradosso è nel XXI secolo, o il cavallo di passaggio tra XX e XXI secolo, no? Dove anche per ipocrisia, anche per malizia, appunto, c'è questo gioco di specchi fra ricchezza e povertà. In ogni caso, secondo me, una mostra per chi ha la possibilità di andare a Parigi, assolutamente da non perdere, perché la dice lunga su come l'epopea postmoderna stia raccogliendo i frutti di alcune intuizioni che non erano postmoderne, erano moderne, cioè il marxismo non è un fenomeno postmoderno, Marx ha scritto nell'Ottocento, ma la rivisitazione del marxismo, penso anche alla decrescita felice, no? Tutto quel processo che ha caratterizzato la fine del millennio presso una certa sinistra che non era più realmente marxista, ma che negò dei frutti, è qualcosa che porta in quella determinata direzione. Ma voglio dire, attenzione, perfino alcune correnti che noi valutiamo di destra o identitarie hanno goduto di questa rimessa. Attenzione, guardate che non c'è il bianco e non c'è il nero che si contrappongono. Il mondo culturale di destra è debitore in questo momento anche di alcune intuizioni che potevano essere interpretate da sinistra effettivamente una volta. Basterebbe pensare ai canti popolari che oramai sono un patrimonio non più del marxismo o di una certa modo di ragionare a livello metapolitico. Quindi questa è la prima mostra che vi dicevo, la seconda sicuramente si ritorna sul delle Alpi, è quella di Salvo. Salvo è presente alla Pinacoteca Agnelli, quindi sicuramente un posto importante anche per la storia di Torino, dove vengono mostrate le migliori opere di Salvo. Ma chi era Salvo? Salvo era un siciliano nato a Leoforte che era riuscito diciamo attorno agli anni 80-90 a mettere a punto un sistema di pittura straordinario che abbinando alcune intuizioni del surrealismo e altre del classicismo era riuscito appunto, complici colori stupendi, perché pochissimi come Salvo, ecco, nella sua fantasmagoria di proto-barocca di impianto siciliano, mi viene in mente anche la letteratura siciliana che è stupenda, non ci sono dubbi, su personaggi che hanno contrassegnato da Pirandello in poi la letteratura siciliana, però appunto attraverso questa fantasia lui appunto riesce a produrre delle opere che sono straordinarie e addirittura i critici e questo refrain viene proprio riproposto per la mostra torinese, parlano di reinvenzione della pittura. Perché Salvo, il grandissimo maestro Salvo, va bene, ha reinventato la pittura? Perché è riuscito a ripescare alcuni assiomi, alcune intuizioni del mondo figurativo. Quindi ha detto dentro di sé, ha fatto un esame di coscienza, ha detto non possiamo distruggere secoli e secoli di figurativo, ma lo dobbiamo ripescare in maniera tale da dargli un senso moderno, ultramoderno o postmoderno. Ecco da qui per esempio le rovine. Ecco, c'è un'opera, Paesaggio con rovine, che è una delle più belle della storia dell'arte contemporanea. Paesaggio con rovine è dell'84 e si rifà evidentemente a delle colonne rimaste in piedi. Sulla questione delle rovine arriva anche l'ultimo numero di Archeò, avremo modo di riprenderlo. Perché piacciono le rovine? Le rovine piacciono perché ci dimostrano che non si muore mai, qualcosa di noi rimane, è rimasto qualcosa degli antichi e rimarrà anche qualcosa di noi, di fetido, rimarranno gli stracci di Pistoletto. E tutti quelli che arriveranno nel 2200 ad ammirare la Venere degli Stracci
si dice appunto in buon lombardo, usmeranno quegli stracci. Questi erano stracci di 250 anni fa e comunque sono state indossate da persone transeunte da secoli, e però rimangono, le rovine rimangono. Sono meravigliose le rovine dei tempi antichi naturalmente, ma Salvo le rintroduce in un figurativo molto e qui ci sono i francesi, c'è la scuola francese anche, che è molto importante, da pastello cartoon, da cartoon. Guardate, Salvo è unico, Salvo è assolutamente unico, alla Pinacoteca Agnelli per qualche mese. Quindi questo vi ho citato Paesaggio con rovine, vi posso citare altre puramente vegetali, altri elementi fiabeschi che giocano molto sul tramonto, perché il tramonto, quindi l'ora del tramonto con i suoi ocra, con i suoi rossi arancio, regala la possibilità appunto di riflettere meglio su quello che rimane del mondo antico, del mondo moderno. C'è anche un figurativo umano, c'è un interno meraviglioso alla Mostra di Torino che riproduce un bar dove c'è uno di quei biliardi classici degli anni 50, 70, 80, tipo Amici miei, il film Amici miei, e un uomo che ci gioca. La capacità di Salvo, e perfino per gli interni, è quella di riuscire a capire che se il pittore si pone comunque come osservatore reale di una scena a cui sta partecipando, deve arrivare, deve vivere un distacco, un fattore di distacco. Io lo chiamo il distacco della retina, per capirci, cioè deve riuscire a immaginare di non vedere anche se sta vedendo, e Salvo era in grado di farlo, con un gioco tra luci e ombre, soprattutto con i vestiti, ma anche con le sedie, i mobili, eccetera, lavorati sempre su tonalità chiaroscure con prevalenti rossi e marroni. È davvero straordinario, davvero straordinario. Cioè sono cose che anche riprodotte, voglio dire, su un catalogo, non rendono, perché Salvo è proprio uno di quei classici pittori che stupisce, sbalordisce se lo vedi dal vero, perché se lo vedi attraverso, come ci propone anche Arte, la rivista Arte, attraverso delle riproduzioni, ecco, non si riesce a capire fino in fondo la bellezza e la grandezza di tutto questo. Tra l'altro, anche il mercato dell'arte si è interessato a Salvo con proposte da milioni di euro, signori. Ecco, quelli che non amano l'arte dicono: ma sto sperpero di soldi, ma per che cosa? Ma dateli ai poveri. Si diceva una volta, in tempi conciliari, in tempi di concilio ecumenico, ma non è così semplice, non è così categorico il discorso, mi capite? E chiudo qua. Franco Ferrarotti è stato il maestro assoluto della sociologia in Italia, morto a 98 anni, Vercellesi, di quella capacità di indagine che appartiene più al mondo rurale che al mondo cittadino, per il gusto dell'osservazione dettagliata, quasi ossessiva delle cose. La sociologia, vi dicevo, lui ha scritto di tutto. La sociologia è un grande contenitore che riguarda il gioco fra le classi sociali, i rapporti economici, la questione della inurbazione. E io ricordo un bellissimo libro, per esempio, su Roma, sui quartieri disagiati romani, perché Ferrarotti aveva un occhio, aveva più occhi, forse non solo due, e quindi valutava al tempo stesso il boom economico del nord, ma anche i problemi della capitale. E appartenendo egli a quell'universo
inutile nasconderlo ovviamente, di sinistra, che era ancora operativo sotto questo punto di vista in senso realmente sociale, cosa che non è più così, tant'è vero appunto che proprio quei quartieri romani sono diventati covo della destra più estrema. Ma, e qui Ferrarotti aveva detto qualcosa anche in questo, ma lui aveva scritto dei libri anche sul rapporto fra la tecnologia e la società, ed era arrivato a stabilire un assioma che io condivido, che è questo: la tecnica potrà migliorare continuamente, potrà impossessarsi, magari adesso lo dico io, non l'ha detto lui, con l'intelligenza artificiale nella nostra umanità, ma dovrà fare sempre i conti con certe caratteristiche umane, perché semplicemente Profeta, Ferrarotti Franco, perché la tecnica non riesce a risolvere i problemi. E lui aveva poi, negli ultimi anni, lavorato sul problema del Covid, perché si era accorto che la tecnomedicina, certo basata sulle vaccinazioni, ma non solo, insomma, su supporti di varia natura e forma, anche macchine, che curavano in maniera estremamente precisa, non c'è ironia, il Covid, tanto da far morire anche, questo è ovvio, sì, e questo fa parte del gioco. Non risolvevano i veri problemi che stavano alla base del Covid stesso. Naturalmente qui non abbiamo tempo per approfondire anche questi aspetti, ma sono comunque interessanti, di un uomo vulcanico, veramente vulcanico, era Franco Ferrarotti. Lo si vedeva in televisione fino a 20-30 anni fa, con il suo mento pronunciato, analizzare con una lucidità estrema tutti i problemi sociali e soprattutto, e questo può riguardare anche il leghismo, la programmazione socio-territoriale. Lui era molto attento a questo fatto. Il territorio senza una programmazione a base sociologica non va avanti, e qui difendo anche le scienze umane, perché Andrea Rognoni non è un passatista, capisce le esigenze del moderno e del postmoderno, va bene? E quindi noi dobbiamo tenere conto, come ho scritto nel mio libro Filosofia del leghismo, anche delle ultime novità in ambito di psicologia sociale, sociologia ed altri diciamo, confronti fra tecnica e società, sotto vari aspetti che poi diventano politici o metapolitici in senso lato. Va bene, mi sembra che siamo arrivati al break. Dopo avremo il grande Paolo Golisano. A dopo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La linea. Eccoci qua, il caro amico Paolo è impegnato professionalmente ancora per 2, 3, 4 minuti, non allarmatevi che adesso lo sentirete. Ora, finendo su Ferrarotti, devo dire, quel modo di impostare le cose
attraverso la sociologia, e la grande speranza che era nata proprio partendo dalla sociologia. Io mi ricordo che era stata istituita una facoltà, per esempio a Urbino o in altre città italiane, proprio dedicate alla sociologia. Ovviamente Trento, dove è stato re assoluto il noto giornalista, è vero, che si è spento l'altro anno, anche lui quasi a 100 anni. Deve essere una professione che permette appunto di fare una vita lunga. Alberoni. La sociologia è stata comunque importante. Io, cioè, non voglio cedere alla tentazione di quelli che dicono ma la sociologia non ha dato grandi risultati, la sociologia è un modo di fuorviarci rispetto per esempio al problema dell'identità. Beh, non è vero. Perché? Perché l'identità, che sicuramente è la base del discorso metapolitico, soprattutto di una visione metapolitica di destra, in senso lato, e però deve fare i conti con l'evoluzione della società. Non può far finta che non esista l'evoluzione della società in tutte le sue forme e con tutti i costi umani e monetari che essa comporta. Allora, la sociologia evolve e sicuramente nascerà dopo la dipartita di questo grande maestro una sociologia del XXI secolo, molto diversa dalla sociologia ottocentesca, troppo condizionata, novecentesca, troppo condizionata da Marx, Durkheim e gli altri mostri sacri. Certamente la sociologia ha bisogno di capire meglio anche le altre scienze umane, che comunque mantengono una loro importanza all'interno del pensiero anche postmoderno, magari a dispetto anche del profluvio di tecnologia, perché poi alla fine il rischio maggiore della tecnologia è quello di impedirci di pensare, quindi le macchine che si sostituiscono al pensiero umano. Però pensate a quanto, per esempio, una seria programmazione territoriale. Riprendiamo questo discorso tra una settimana con un ospite che ci parla di Milano, dello sviluppo urbano di Milano. Molto, segnatevi la data, 23 novembre, sempre a quest'ora. Ecco, però appunto la possibilità, la programmazione territoriale non è un gioco a scacchi, è qualcosa che comunque, conoscendo i fattori identitari, conoscendo le questioni tipiche della viabilità o del turismo, sicuramente deve avere a che fare con la sociologia come scienza inevitabile. Gulisano, Paolo è pronto e siamo qui ad ascoltarti. Allora, no, commentavo ancora, Paolo, la morte di Franco Ferrarotti, che è stato il maestro della sociologia, sì. E ne misuravo certamente anche l'ambiguità, perché poi è vero che la sociologia non ha avuto quelle ricadute concrete e forti, specialmente in un'Italia sbracata, dove la prassi è sempre molto diversa dalla teoria. Però è anche vero che in un certo senso la dipartita di Ferrarotti prepara un'altra sociologia più matura, che finalmente potrebbe fare i conti, per esempio, con la questione identitaria. Ma oggi tu ci parli di un argomento molto stuzzicante, che sono gli ultimi crociati. Ma chi sono questi ultimi crociati? A te la parola, Paolo. Grazie Andrea, grazie di avermi invitato ancora una volta qui. Era un po' che non ci sentivamo, ma siamo, come dire, sempre in contatto e teniamo viva la nostra bella amicizia, che poi porta a questi anche interventi per i nostri amici ascoltatori di Radio Libertà. Ma dunque, allora, gli ultimi crociati, ci fu una crociata molto particolare dopo il Medioevo, dopo quegli episodi di difesa proprio della civiltà europea dalle aggressioni dei turchi, quindi parliamo, non so, di Lepanto, della battaglia di Vienna, ma l'ultima crociata fu una crociata avvenuta nel 1870 per difendere la Chiesa aggredita
da un potere laicista, da un potere massonico, da un potere ferocemente anticristiano. La presa di Roma, la conquista di Roma. Ecco, lo Stato della Chiesa era uno Stato antichissimo, era nato nei primi secoli dell'Alto Medioevo e quindi per secoli ha resistito, ma naturalmente era l'oggetto dell'odio degli anticlericali più estremi, mazziniani, eccetera, ma poi era diventata Roma anche l'obiettivo dell'ipernazionalismo italiano, che voleva, anche una volta fatta l'Italia nel 1860-61, voleva arrivare anche a prendersi Roma. E qui ci fu l'ultima resistenza. Allora, i crociati erano gli zuavi pontifici, queste truppe che la storiografia nazionalista italiana ha definito mercenari, come se poi i soldati sono sempre stati soldati, diciamo così, lo dice il nome stesso, soldati che prendono il soldo, quindi assoldati. Ma in realtà non c'erano solo figure appunto di personaggi pagati dalla Santa Sede, eccetera, eccetera. C'erano dei volontari che vennero per difendere il Papa, per difendere la Chiesa, per difendere Roma. E questi volontari venivano da molte parti d'Europa. Per molto tempo, o meglio, quello che ci hanno insegnato ufficialmente a scuola, gli zuavi pontifici erano francesi, chissà perché poi appunto francesi. In realtà erano francesi, ma erano in gran parte bretoni e vandeani, cioè appartenenti a quelle zone della Francia che avevano anche conosciuto i furori giacobini della rivoluzione francese. La Bretagna poi aveva conosciuto anche un'oppressione politica che aveva negato loro la libertà, l'indipendenza, quantomeno un'autonomia. La Bretagna era stata per tanto tempo qualche cosa di autonomo rispetto al centralismo francese, quindi il Ducato di Bretagna, una realtà ben precisa, con una propria lingua, una lingua celtica, usi, costumi, eccetera. E la Vandea, questa provincia martire, sempre nell'ovest della Francia, affacciata sull'Oceano Atlantico, questa piccola provincia che era stata, come dire, spianata con la violenza più belluina da parte appunto delle truppe della rivoluzione francese. Bene, quindi venivano dalla Francia, o meglio Bretagna e Vandea, e venivano anche dall'Irlanda, ben 2 battaglioni irlandesi. L'Irlanda in quel periodo, anche lì, nazione martire, nazione in cerca disperata dalla propria libertà, che lottava contro il titanico impero britannico, e quindi con frequenti insurrezioni, tentativi di insurrezioni sempre schiacciate nel sangue. Ma l'Irlanda, quando vede appunto la Chiesa, quando vede il Papa minacciato dalle truppe italiane, e allora l'Irlanda manda i suoi figli, manda 2 battaglioni che affrontarono, che appunto erano a distanza, uno da Ancona e uno a Spoleto, che affrontarono le truppe del neo Regno d'Italia, del neo fondato, o meglio assemblato Regno d'Italia. Questi zuavi venivano considerati dei reazionari, venivano considerati dei briganti, no? La storiografia italiota li ha proprio massacrati. In realtà erano personaggi cavallereschi, gli ufficiali erano veramente cavalieri di altri tempi. Per questo appunto li abbiamo definiti anche crociati. Ecco, io ho scritto recentemente un articolo che si chiama appunto Gli ultimi crociati, gli zuavi pontifici, in cui ho parlato anche di un libro di un autore, Francesco Maurizio Di Giovine, edito dall'editrice Solfanelli, recentemente appunto pubblicato, che racconta questa epopea, l'epopea del tributo di sangue pagato da questi volontari. Erano appunto dei volontari venuti anche da altre zone, sempre zone, paesi, regioni, realtà, piccole nazioni che avevano anche sofferto. È venuto dal Tirolo, il Tirolo di Andrea Sofia, quindi non facevano mancare l'apporto
il loro apporto a questa chiamata in difesa del Papa. L'ultima battaglia parzialmente combattuta avvenne, lo sappiamo bene, il 20 settembre 1870, quando arrivarono i bersaglieri, quando arrivarono alle porte di Roma e entrarono poi da Porta Pia. Ecco, diventata poi celebre, conosciamo tutte le città, i paesi d'Italia hanno una via o piazza il 20 settembre per ricordare quel giorno, il giorno dell'annessione all'Italia, al Regno d'Italia, di Roma. Ecco, ma anche lì abbiamo sentito sempre la retorica della liberazione dell'Italia dallo straniero, ma oltre a questi zuavi di origine irlandese, bretone, tirolese, eccetera, c'erano anche tanti italiani, cioè provenienti dalle regioni che erano state anche qua, o meglio dai piccoli stati preunitari, che erano stati assorbiti, che avevano perso la loro libertà e inseriti nella nuova realtà amministrativa chiamata Regno d'Italia. Erano emiliani, erano toscani, venivano un po' da un po' tutte le regioni d'Italia e anche loro erano accorsi come volontari a difendere Roma, a difendere il Papa. Bene, questi fecero davvero una brutta fine, a parte che appunto arriva l'ultima battaglia, arriva la presa di Roma, entrano i bersaglieri, il Papa chiede che non sia sparso ulteriore sangue e quindi chiede una difesa puramente simbolica e poi deporre le armi. Ma gli italiani non agirono con la stessa cavalleria, con la stessa correttezza, con la stessa lealtà. Ci furono linciaggi di questi poveri zuavi, ci furono violenze e quindi non fu indolore la conquista di Roma, ma appunto era necessario una sorta di battesimo laico del sangue, ci fosse del sangue versato per celebrare questo momento storicamente desiderato a lungo. Bene, è giusto, credo, ricordare, è giusto dare anche spazio nella memoria a queste persone, a questi come dire, europei e a questi italiani che sicuramente non avevano, non erano nemmeno come dire, ormai il processo risorgimentale, il processo di unificazione si era compiuto, avrebbero anche accettato poi quindi di vivere in questo stato unitario, ma perlomeno chiedevano che venisse rispettata la fede dei padri, la fede cattolica che è patrimonio secolare di questa penisola, e chiedevano anche il rispetto per una possibile, come dire, un sogno federale, un sogno federalista che non era ancora del tutto morto, e quindi con la possibilità che ci fossero ancora espressioni della propria identità regionale, storica, eccetera. Questo vale anche appunto per l'ex regno delle due Sicilie, che avrebbe anche lui continuato a combattere e resistere, ma questa è un'altra pagina, è la pagina che qua esecrata dal nazionalismo italiano che definisco questo il brigantaggio. Questi non erano briganti, non erano banditi, non erano criminali, erano solo dei patrioti della loro piccola patria, piccola ma mica tanto, perché comunque sono territori estesi con una lunga storia. Quindi direi, caro Andrea, che la storia d'Italia non è mai abbastanza, non dico riscritta, ma almeno narrata in tutte le sue componenti. La narrazione ufficiale, la vulgata storica ufficiale è faziosa e quindi ha oscurato anche queste realtà, questi fatti realmente accaduti, documentati. Quindi noi cerchiamo davvero di ridare un po' più di correttezza alla narrazione storica. Poi ognuno decida come vuole,
tenga pure l'opinione che tutto questo era ineluttabile, che l'unità d'Italia era nelle cose del divenire, dell'accadere, che era inevitabile, così come era accaduto il processo di unificazione tedesca, ma almeno per quello che mi riguarda continuo a mantenere l'idea che forse sarebbe potuto essere stato venire fatto in un altro modo, magari con un'Italia federale, che era anche il sogno di alcuni di questi padri della patria, Gioberti e alcuni altri. Lo stesso Papa, lo stesso Pio IX, non è che si opponeva a tutti i costi all'unità d'Italia, ma appunto avrebbe voluto una soluzione diversa, una soluzione federale più rispettosa appunto della storia dei popoli di questa penisola e soprattutto rispettosa della fede cattolica, che per 2000 anni ha fatto parte fondamentale dell'identità delle nostre genti. Certamente. Sulla questione del federalismo di impianto cristiano, io mi cimento nell'ultimo numero di Terra Insubre con Rosmini, che può essere una figura discutibile sul piano dei principi e della dialettica interna al cristianesimo, ma che comunque si pone ufficialmente come uno dei pensatori che ha proposto un tipo di federalismo con a capo comunque la figura del Papa, cose che, come stai dicendo tu, vengono sempre poi glissate dai libri di storia attuale, che non sono comunque rispettosi di niente. Più in generale, per la storia del crociatismo, io individerei 3 periodi. Il periodo internazionale di difesa in Medio Oriente, che è sicuramente medievale, tra 1100 e 1300, il periodo che fa capo alla battaglia di Lepanto, di difesa nel Mediterraneo, soprattutto a sfondo navale, che fa capo appunto a Lepanto e alla grande internazionale crociata costruita da Venezia, Austria e Spagna, e quest'ultimo episodio, che è un episodio in cui il crociatismo si difende all'interno, diciamo, dei confini in cui il cristianesimo ha potuto fiorire. Quindi, per esempio, in Italia, però problemi analogi c'erano anche in Spagna, mutatis mutandis. In realtà, questa internazionale che tu ci hai descritto, che certamente faceva capo anche ai territori italiani, combatteva anche per l'identità, combatteva contemporaneamente per la difesa dei principi cristiani, ma combatteva anche per un'identità regionale, lo sto dicendo in senso con una battuta attuale, che poi era un'identità nazionale, invece in realtà di nazioni non molto grosse, che furono realmente poi soffocate dal Risorgimento, e che quindi in qualche modo ripiega a livello così di confini interni, convogliando la propria attenzione su Roma stessa. Quei tempi in cui il Papa si faceva garante di un'internazionale crociata, in senso buono naturalmente, perché poi la parola, vedete proprio come la linguistica sia importante, anche quella della lingua italiana, perché questa parola ovviamente è stata infangata, no? Il crociato è un essere, ma attenzione, è interessante che venga usata anche dal mondo islamico, cioè dai terroristi islamici, no? Quando dice faremo fuori le centrali crociate, e quindi riesce paradossalmente ad esistere ancora in altri contesti che la usano per i propri fini. Tu come vedi tutta questo puzzle di osservazioni, Paolo? No, beh, guarda, Andrea, davvero hai fatto una sintesi mirabile appunto del fenomeno del crociatismo, termine che è quasi, come dire, un neologismo tuo. Mi sa che qua oggi hai coniato ufficialmente questo termine, no? Che vuol dire appunto letteralmente prendere la croce, prendere su di sé la croce. Le crociate nascono appunto nel Medioevo per difendere, una guerra di difesa per difendere i pellegrini che andavano in Terra Santa, che venivano assaltati, venivano derubati, venivano uccisi, quindi una difesa, un pellegrinaggio in armi, no? Veniva anche, lo definì il grande storico medievale
cardini, pellegrinaggi in armi. Poi appunto la difesa del Mediterraneo e infine la difesa della Chiesa. Allora, oggi si dovrebbe essere ancora crociati, cioè laddove si deve difendere, prendere la croce per difendere la propria identità, per difendere la nostra identità cristiana. Allora, con tutto il rispetto per le posizioni personali, religiose di nostri ascoltatori, tutto lecito, nessuno, non si vuole fare proselitismo, ma io penso che nessuno possa, di chi ci ascolta, qualunque sia la sua posizione nei confronti della religione, dire che la nostra civiltà bimillenaria è fondata sul cristianesimo. Basta guardarsi in giro, basta guardare appunto le chiese, ma non solo, gli ospedali, perché gli ospedali si chiamano sempre Sant'Anna, San Carlo, San Gerardo, eccetera, perché appunto gli ospedali nascono dal genio cristiano in azione. Nell'antichità non c'erano gli ospedali, sono nati appunto nell'Alto Medioevo e nel Medioevo. Quindi allora quanto di buono c'è stato, quanto di buono ha fatto il cristianesimo non può essere buttato via, deve essere anzi difeso, e io credo che tutto sommato abbia ancora un senso oggi dirsi cristiani. Perfino Croce diceva: perché non possiamo non dirsi cristiani? Certo, era un liberalismo di altri tempi, era appunto una presa d'atto onesta di Croce che diceva: questa è la nostra storia, questa è la nostra cultura, questa è la nostra civiltà. Tutto questo oggi è stato purtroppo eroso, completamente eroso, però dobbiamo difendere quello che rimane, perché da quel poco che rimane si può ricostruire, e si deve ricostruire una società e una civiltà migliore, perché quello in cui oggi noi viviamo non è certo il migliore dei mondi possibili, anzi incombe su di noi anche l'incubo di ulteriori trasformazioni, il transumanesimo o le ideologie violente, totalitarie, eccetera. Bene, a tutto questo si deve opporre la grande libertà cristiana. Questo è credo quello che si deve trarre come anche insegnamento dallo studio del crociatismo. Quindi si è espresso in un certo modo nel Medioevo, si è espresso in un certo modo nel secolo 500-600 di Lepanto, di Vienna, si è espresso con la difesa del papato aggredito nell'Ottocento, e adesso in questi scenari a volte davvero da incubo del XXI secolo dobbiamo ancora tener viva questa memoria, tener viva questa identità, quindi crociati per sempre. Grazie Paolo, oggi dobbiamo finire un minutino prima per motivi tecnici inerenti alla radio, e salutiamo quindi tutti con Venezia, risorga Venezia. Però anche Genova con la sua croce di San Giorgio, Paolo, si starebbe bene, o sbaglio? Un grande abbraccio, risentirci per sempre, arrivederci.